Parlate tifosi del Napoli. Sono il tuo presentatore e ti porto un'altra notizia sulla nostra squadra del cuore. Il Napoli ha subito una recente sconfitta contro il Milan e l'allenatore Luciano Spalletti ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prestazione della squadra. Controlliamo i dettagli. Nell'intervista, Spalletti ha affermato che la costruzione del gioco non è stata buona come previsto e che il Milan è stato molto abile in campo. Il Napoli non riusciva ad essere così aggressivo nel conquistare palla e perdeva il controllo ogni volta che la riprendeva, permettendo al Milan di dominare con il suo dribbling preciso. Ha anche sottolineato che, sebbene molti colleghi del Milan abbiano affermato che questa è stata la migliore partita della stagione, ciò che conta davvero è il giudizio della squadra. Spalletti è stato anche interrogato sulle aspettative del Napoli per la Champions League e ha detto che, come società, sono consapevoli delle difficoltà che comporta giocare contro squadre in quella competizione. Ha sottolineato che, anche se alcuni hanno detto che il Napoli è il favorito, la squadra non la pensa così e sa che dovrà lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi. Nonostante la recente sconfitta, Spalletti era fiducioso nel lavoro della squadra e ha affermato che è necessario concentrarsi sul lavoro professionale per raggiungere gli obiettivi. Ha parlato anche della situazione degli Ultras, dicendo che non possono controllare quello che succede fuori dal campo, ma che devono continuare a lavorare sul loro rendimento in campo. E tu, tifoso del Napoli, come giudichi finora la prestazione della squadra? Credi che il tempo abbia il potenziale per andare lontano nella Champions League di questa stagione? Lascia la tua opinione nei commenti.